buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con le nostre interviste. Abbiamo quest'oggi in studio Don Mirko Pozzobon. Buongiorno Don Mirko. Buongiorno. Lo abbiamo invitato in qualità di insegnante di Sacra Scrittura all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Giovanni Paolo I, che interessa le diocesi di Belluno Feltre, Treviso e Vittorio Veneto, ma anche a Padova. In che istituto a Padova? Sì, a Padova insegno nella Facoltà Teologica del Triveneto. Sono ormai anni che Don Mirko svolge questo ruolo di insegnante, si è preparato con lunghi anni di studio a Roma, sì, all'Università Gregoriana, al Pontificio Istituto Biblico. Al Pontificio Istituto Biblico, e adesso trasferisce a tanti alunni quello che ha imparato e quello che continua anche a studiare. Sì. E allora la prima domanda, Don Mirko, di cosa in particolare ti occupi? Che cosa insegni nelle tue lezioni? Sì, io al momento sono il professore di 2 corsi. Il primo corso è il corso di introduzione alla Sacra Scrittura e il secondo corso è una parte dell'esegesi dell'Antico Testamento, e cioè i libri profetici e i libri sapienziali. Quindi sono esperto, di Antico Testamento. In particolare il mio campo di indagine sono le antiche traduzioni, antiche versioni della Bibbia. Questo tuo servizio di insegnare viene svolto, come dicevo, all'Istituto Superiore di Scienze Religiose, insieme anche a tanti altri insegnanti, alcuni della diocesi di Belluno Feltre e altri delle altre diocesi coinvolte in questa iniziativa. Sì. Corsi che si possono seguire a Treviso, dove tu insegni, oppure anche a Belluno, però. Certo, c'è questa possibilità di seguire i corsi anche in collegamento da Belluno, e devo dire che la mia esperienza, ho già insegnato a distanza, ma per gli alunni non c'è nessun problema, e così pure per me come insegnante non c'è nessuna difficoltà nel trasmettere queste conoscenze, queste competenze agli alunni anche da Treviso a Belluno. Una sottolineatura che mi è parso importante fare per dare consapevolezza a tutti coloro che ci ascoltano che questa opportunità di approfondire la Sacra Scrittura può essere colta con una certa comodità anche dagli abitanti della nostra provincia, andando a Belluno presso il seminario gregoriano della città. Esatto, e poi anche la mia modalità di insegnamento prevede di rimanere molto sui testi, e quindi concretamente io visualizzo i testi, i passi biblici, e insieme li leggiamo, li commentiamo e facciamo una bella esegesi, e questo quindi non comporta difficoltà. Gli alunni a Treviso guardano sullo schermo a Treviso, gli alunni a Belluno troveranno sempre il testo che viene spiegato davanti a loro. Ecco, in questo caso non c'è quasi differenza, Esatto. perché l'attenzione è rivolta quasi più ai testi che a colui che li sta spiegando. Certo, sì. Ma prima di cercare di capire più nello specifico le cose che insegni, mi viene una domanda più generale. Che senso può avere oggi cimentarsi con testi molto antichi? Che cosa possono dire? In un certo senso non varrebbe più la pena arrivare al risultato finale invece che intraprendere questo percorso con testi anche molto distanti da noi? Sì, prima di tutto mi sembra importante dire che l'approfondimento della Bibbia riguarda proprio tutto il percorso dell'Istituto di Scienze Religiose. Ci sono concretamente diversi corsi. Il corso che apre le porte poi all'esegesi è il corso di introduzione alla Sacra Scrittura, e poi mi piacerebbe raccontarvi un po' qual è il programma di questo corso, quali sono gli argomenti affrontati. E poi durante l'esegesi affrontiamo l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, direi in maniera completa. Tanti altri indirizzi universitari analizzano della letteratura, può essere antica, può essere medievale, può essere moderna, contemporanea, e analizzano con i loro strumenti scientifici questi testi. Anche noi vogliamo analizzare in maniera scientifica il testo della Bibbia, con in più però certamente questa consapevolezza che
se la Bibbia vuole fare il suo lavoro fino in fondo, deve in qualche modo essere letta nel presente e deve poter parlare al presente. Non stiamo parlando di un'analisi quindi di pezzi da museo, di un'analisi archeologica, ma stiamo parlando di un testo che ha qualcosa di importante da dire al mio presente, al nostro presente, alla mia vita personale, come pure alla vita delle nostre comunità e della nostra società. E quindi è appassionante vedere come un testo antico, che aveva un senso pieno nell'antichità, ha attraversato i secoli e ha qualcosa di importante da insegnarci anche oggi. Quindi uno studio che è un po' un unicum, che non si trova in altri istituti che non siano religiosi, e uno studio che ha bisogno anche di un'introduzione. Bisogna un po' capire, quindi se c'è un corso specifico di introduzione significa che bisogna mettersi in grado di comprendere che cosa significa studiare la Bibbia, la Sacra Scrittura. E certo, rispetto a tutte le discipline teologiche, mi permetto di dire questo: la Bibbia forse è quella che per un alunno che inizia è comunque qualcosa che almeno sulla carta potrebbe essere già un po' conosciuto, forse per la partecipazione a una certa vita comunitaria, dove risuona nelle celebrazioni il Vangelo o qualche lettura. Può essere la Bibbia stata oggetto di qualche interessamento precedente. Diciamo, sulla Bibbia tutti più o meno sanno qualcosa. La questione che noi affrontiamo insieme nel corso di introduzione è cercare di mettere ordine e di sfatare alcuni miti che ci sono sulla Bibbia, sulla sua composizione, sul suo significato, sulla sua verità e tante altre questioni. Solo dopo aver fatto questa introduzione che cerca di raggiungere più discipline possibili e di analizzare la Bibbia secondo più prospettive possibili, potremo poi svolgere l'esegesi, e cioè uno studio profondo, direi scientifico, del testo, cercando di comprendere cosa il testo vuole dire al lettore e dove lo vuole indirizzare. Quindi, prima di studiare la Sacra Scrittura, bisogna sapere di cosa si tratta. Certo. Ci puoi fare qualche esempio di argomenti trattati nel corso di introduzione alla Bibbia? Sì, il corso di introduzione è un corso piuttosto sviluppato durante l'anno, concretamente si svolge in 2 semestri, e nella prima parte del corso affrontiamo le questioni introduttive, quindi concretamente come è organizzata una Bibbia, per non perdersi poi nella ricerca dei passi e dei libri. Vediamo quale è la geografia dei luoghi della Bibbia. Poi un grande spazio viene dato alla storia biblica, ripercorriamo quindi la storia circa dal 1000 a.C. fino all'epoca di Gesù Cristo, e poi uno spazio notevole è dato proprio allo studio del testo della Bibbia, quindi come si è sviluppato e come è arrivato fino a noi. Mi pare un semestre molto appassionante, molto interessante, anche perché tra i vari argomenti cerchiamo di fare alcune carrellate anche di vita vissuta nella Bibbia, e cioè vediamo come al tempo della Bibbia ci si sposava, qual era il ruolo dei re, dei sacerdoti, dei profeti, qual era la condizione dei bambini, quale era la condizione della donna, come avvenivano le compere, quali erano i valori più importanti in gioco, quale immagine di Dio c'era in quel tempo, e ci chiederemo sempre se nel frattempo le cose sono cambiate e in che senso poi si sono sviluppate. Cercheremo di mettere in dialogo alcuni brani della Bibbia, mostrando, direi soprattutto, che quando parliamo di Bibbia le cose sono sempre complesse, e cioè rifugiamo assolutamente dalle banalità, dai luoghi comuni e dalle semplificazioni, per far vedere che la Bibbia è una sinfonia di voci, a volte in tensione tra loro, ma tutte presenti e che ci aiutano un po' a farci un'idea di quale sia il volto di Dio e quale sia poi questa chiamata che Dio rivolge all'uomo nel corso del tempo. Immagino che verrà trattata anche la questione importante dei generi letterari, Certo. un aspetto che forse a tanti sfugge o su cui non si è mai riflettuto. Certo, nella seconda parte del corso
affronto, dedicandoci un po' di ore, una questione proprio di ricognizione di alcuni testi esemplificativi della Bibbia che analizziamo, per cui cerchiamo di delimitare un episodio, cioè da dove comincia a dove finisce, come si svolge, cercando, direi, di leggere lentamente i brani che magari già conosciamo e con la pretesa che già li abbiamo sentiti tante volte rischiamo di considerare in maniera superficiale. Faccio solo un esempio: la parabola del buon samaritano, la parabola della pecorella smarrita, sono testi che tutti noi, diciamo, ben li conosciamo e quindi rischiamo di leggerli velocemente senza approfondirli. Invece vorrei con gli alunni proprio fermarci sul testo, cercare di capire anche ad esempio come sono organizzati, come sono strutturati, quali sono i generi letterari, proprio perché dobbiamo rifuggire da una lettura piatta della Bibbia che legge tutte le pagine sempre con lo stesso metodo e all'insegna di un'unica ricerca. Invece le pagine della Bibbia sono molto diverse e vanno affrontate ciascuna secondo la sua chiave di lettura. Poi nella seconda parte, nel secondo semestre del corso, il discorso diventa più di tipo teologico, e cioè rifletteremo su alcune questioni davvero importantissime, cioè perché la Bibbia è organizzata con questo canone, cioè con questa serie di libri e non altri libri, cosa vuol dire che il testo della Bibbia è un testo ispirato, cosa vuol dire che il testo della Bibbia non è solo ispirato, ma è anche ispirante per la mia vita e per la vita delle nostre comunità. Cercheremo poi di riflettere su cosa vuol dire che la Bibbia è vera, cioè in che senso si intende e si parla di verità della Bibbia, e poi cercheremo di capire nel corso del tempo, nel corso dei secoli, come gli studiosi e le comunità cristiane hanno letto e interpretato la Bibbia. Mi piacerebbe poi nel corso delle mie lezioni passare anche ad argomenti molto concreti, e cioè offrire materiali per poter guidare un incontro con un gruppo giovani, un incontro con un gruppo di catechisti, un incontro di gruppo del Vangelo, mettendo a disposizione degli strumenti per poter affrontare con più serietà e più profondità quello che magari da sempre si crede di sapere, ma in realtà banalizzandolo e rendendolo davvero povero rispetto alla ricchezza che la Bibbia offre per tutti noi. È una serie di temi molto interessanti che possono essere anche ascoltati non soltanto da chi si iscrive all'istituto con l'intenzione poi di frequentarlo in tutte le sue proposte, di sostenere gli esami per arrivare poi al diploma finale, ma anche in qualità di uditori. C'è, vero, Don Mirko, questa possibilità? Certo, e diciamo mi riguarda personalmente, perché il corso di introduzione alla Sacra Scrittura diventa davvero appetibile per tante persone che magari sono, anche per motivi di tempo e altre difficoltà nella loro vita, interessate in maniera preponderante a un approccio alla Sacra Scrittura. Sono interessate a capire meglio magari quei brani di Vangelo che ascoltano delle celebrazioni della domenica. Sono interessati a capire meglio come leggere poi personalmente a casa loro o insieme ai loro gruppi di incontro, gruppi del Vangelo, il testo della Bibbia. Per cui il loro interesse primario è capire magari la storia di Israele, entrare un po' più a fondo nei generi letterari e nel modo di approcciarsi alla Bibbia. E direi che davvero le persone che frequentano il corso di introduzione alla scrittura in diversi casi sono proprio degli uditori, nel senso che per interesse personale e preponderante rispetto alla Bibbia proprio frequentano solo quel corso, e poi magari ci ripensano e si iscrivono anche ad altri corsi di esegesi. Però qualcuno, conosco personalmente, era interessato proprio a chiarirsi le idee su questo testo della Bibbia, che tante volte è tirato in ballo di qua e di là per fargli dire quello che si vuole, in maniera disonesta anche. Quindi c'è questa opportunità. Per favorirla, le lezioni vengono anche svolte la sera, eccetto il sabato mattina, altrimenti è durante la settimana di sera, e questo certamente favorisce la partecipazione di chi anche durante la giornata deve lavorare. Per tutte le informazioni pratiche sugli orari, sulle possibilità, invitiamo a rivolgersi alla segreteria che si trova presso il seminario gregoriano di Belluno.
Ma tu, Don Mirko, prima ci hai detto che non insegni soltanto introduzione alla Sacra Scrittura, insegni poi anche una parte, spieghi poi una parte della Sì, Bibbia. sì, sì. Di che parte si tratta? Sì, tengo il corso chiamato Antico Testamento 2, nel senso che Antico Testamento 1 sono il Pentateuco e i libri storici, mentre io insegno l'Antico Testamento 2, cioè i libri dei profeti e i libri sapienziali. Faccio solo alcuni nomi di questi libri, penso molto conosciuti, quindi il libro del profeta Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele. Per quanto riguarda poi i libri sapienziali, un approfondimento di alcuni salmi, il libro di Giobbe, il libro del Coelet, il Cantico dei Cantici, il libro della Sapienza, il libro del Siracide, il libro dei Proverbi. Mi piace molto fare esegesi perché si mette finalmente a frutto tutto il corso di introduzione che aveva offerto molto materiale, ma che forse era rimasto ancora un po' lontano rispetto a uno studio approfondito della Bibbia. Invece nei corsi di esegesi, almeno questa un po' è il mio modo di approcciarmi all'insegnamento, rimaniamo sui testi. Quindi piuttosto che ascoltare pareri di qua e di là, di vari commentari, di vari studiosi, cerchiamo di far cantare il testo. Per far cantare il testo bisogna, dico sempre, pizzicarlo nel modo giusto, cercando di capire come è organizzato, qual è il messaggio di fondo, quali sono le immagini che vengono usate e quale è anche la sua portata, diciamo noi, pragmatica, cioè questo testo mi chiede di fare cosa dopo averlo conosciuto, dopo averlo letto. Direi che i profeti da un lato e i libri sapienziali dall'altro sono un tesoro prezioso proprio per la nostra vita. Un tesoro prezioso, e allora ti chiederei, a mo' di esempio, pur brevemente per quello che ci è concesso, di cavar fuori da questo tesoro qualche gemma, un esempio, due, di che cosa è costituito questo tesoro. Ad esempio, un brano del profeta Osea che racconta una sorta di conversione da parte dello stesso Dio. Dio è stato tradito dal suo popolo di Israele, la prima reazione è quella di una grande rabbia e Dio dice: io stavo pensando di rovinare la vita di Israele, di complicargli la vita, quindi mandando carestie, mandando siccità, mandando malattie, eccetera, ma poi, e questa naturalmente è la lettura che fa il profeta Osea di questo atteggiamento da parte di Dio, poi Dio dice: no, ho capito che la risposta giusta non è una reazione, non è reagire a questo tradimento, ma è una reazione creativa, positiva, cioè ripropormi nel mio amore e nel mio conquistare Israele di nuovo. E penso che questa riflessione che Osea mette in bocca a Dio sia fondamentale anche per noi, cioè non siamo chiamati a reagire semplicemente con una reazione di causa ed effetto, tu me l'hai fatta e io mi vendico, ma siamo chiamati in maniera creativa a cercare strade nuove, a cercare di riconquistare ciò che era perduto. Questa mi sembra una scoperta molto preziosa nel testo della Bibbia. Questo per quanto riguarda i profeti. Per quanto riguarda i libri sapienziali, potrei dire questo: i libri sapienziali mettono un po' da parte le vicende e anche le beghe della storia di Israele e parlano all'umanità di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Quindi il grande tema dell'amore, il grande tema della sofferenza, il grande tema della morte, il grande tema del rapporto tra Dio e l'uomo. E rispetto ai libri sapienziali mi viene da parlare a questo punto di un brano molto bello del libro dei Proverbi nel quale si contrappone la donna sapienza alla donna stoltezza. La donna sapienza è una donna che per i suoi alunni, e cioè per tutti gli uomini di buona volontà, organizza un banchetto con vivande molto ricche, con la carne, con il vino, un banchetto preparato con cura nella sua casa, sistemata con cura, a differenza della donna stoltezza che invece non prepara nessun banchetto, semplicemente offre del pane e dell'acqua che sono stati rubati a queste persone stolte che vengono ammaliate dalle sue offerte, dalle sue proposte, ma non si rendono conto che la dimensione dell'uomo è la ricerca della saggezza e non sicuramente la stoltezza. I brani sapienziali indicano proprio all'uomo dove trovare quel sale della vita che dà gusto e sapore alle cose.
Oppure penso al libro del Coelet, che noi tante volte banalmente definiamo un libro pessimista, quello che dice vanità delle vanità, tutto è vanità, e non ci rendiamo conto che invece il libro del Coelet è un libro che ha una profonda saggezza al suo interno, cioè ci dice che l'uomo rischia di essere disperso, scordinato e preso da 1000 impegni, 1000 corse, e questo è l'uomo moderno, insomma, nel tempo moderno nel quale siamo tutti presi, e l'uomo si dimentica che le grandi gioie, le gioie più belle della vita sono, come dice il libro del Coelet, fare bene il proprio lavoro, essere contenti di quello che si fa, sentirsi utili e poter vivere con la propria famiglia, con le persone che si amano e poter mangiare e bere in compagnia degli amici nella propria vita. Che questo insomma è un motivo di grande serenità, di felicità per l'uomo. Noi rischiamo di dimenticarlo vivendo vite sempre più complesse e disordinate. Quindi vedete che i libri sapienziali davvero offrono una ricchezza di prospettiva per la nostra vita concreta di questi nostri giorni. Molte grazie Don Mirko per questi esempi e anche per tutto quello che ci hai detto rispetto alla ricchezza di questi corsi dedicati alla conoscenza della Sacra Scrittura. Noi ti ringraziamo molto di essere intervenuto, di aver accettato l'invito per questa intervista e certo speriamo che possano essere molti quelli in grado di approfittare di questa sapienza, di questo tesoro prezioso che è certamente utile scoprire un'utilità proprio per la vita di tutti. Grazie Don Mirko, buon lavoro e buon insegnamento. Grazie anche a voi per questa possibilità di parlare un po' anche della mia vita e del mio insegnamento.